Guardi, oggi, sia pure in una mattinata soltanto, abbiamo discusso, mettendo in luce la chiarezza della proposta, il suo significato, che è quello di rivitalizzare la fiscalità regionale e dare un minimo di realismo al rapporto di responsabilità che esiste tra chi governa e chi è governato. Sono le solite cose che ci stiamo dicendo da decenni e decenni. E naturalmente il treno passa e ripassa, però non è mica detto che ripassi continuamente o che ripassi ancora. Credo che sia questo un tempo in cui è bene meditare su quello che abbiamo intenzione di lasciare ai nostri discendenti, perché ho l'impressione che la politica continui a credere di essere immortale. Faccio riferimento a quelli che naturalmente occupano le cariche politiche. Bisognerebbe invece che si guardassero in famiglia, pensassero ai figli e ai figli dei figli e cercassero di recuperare dal passato, attraverso la riflessione critica, quello che di meglio la tradizione, la grande tradizione politica e costituzionale ed economica ci ha lasciato. È stata una mattinata che si è svolta nell'Aula Magna dell'Università di Padova, che è l'Aula Magna per eccellenza, di una bellezza straordinaria, e sarebbe bene che appunto ci si rendesse conto di tutti i privilegi che abbiamo nel Veneto, perché sabato sera a Quark abbiamo visto la prima puntata di 2 puntate dedicate a questa regione e la presentazione è stata quanto di più alto si potesse immaginare. È bene che i politici, i cittadini si rendano consapevoli del privilegio che hanno avuto di abitare in questi luoghi. Per conservarli per quello che sono è necessario che la società sia giusta in equilibrio. E giusta in equilibrio sta se l'imposta è ragionevole, è pagata da quelli che la debbono pagare, e naturalmente avere un'IRPEF in parte regionalizzata consente naturalmente al cittadino di capire quanto paga, di capire a chi li dà e dopo di misurare i risultati e di giudicare. Mi pare che questo sia proprio il significato più chiaro, limpido e incontestabile di quello che si è fatto stamani.